però... Allora, buonasera, qua siamo con Franco, un oste di San Giovanni. Allora, volevo raccontare un pochettino la storia degli osti triestini, insomma. Allora Franco, da quanti anni ti svolgi questo lavoro, insomma? Ormai dagli lontano 87, 1987. Quindi anni e anni di duro lavoro, insomma. Ormai... le racconti una giornata tipica di un oste triestino, insomma? È dura, perché sveglia sempre presto, anche se la sera prima che ha fatto bagordi. Qualche volta alle 8 di mattina taglio di mortadelle di crudo con occhiali da sole, anche se è gennaio. Ma dove? Dove mi lavoravo prima, in via Giulia, con i miei, perché un oste, le caratteristiche degli oste principali di queste: devi saper fare mismatch, spritz, tagliare mortadella crudo e cotto a mano come un demonio. Ovviamente si avrà a che fare con tutti i tipi di imbriagoni, queste sono le cose principali. Allora lei la conosce molto bene, la classe degli imbriagoni. La fauna triestina mica sguazzo come un porco nel fango, cioè ormai, dopo tanti anni. Sì. Ma un esempio di un cliente triestino cosa pretende quando che viene da lei? Diremo che mediamente la gente che piace fare la merenda in compagnia viene dagli oste, perché sa che lei può dire due chiacchiere, due parole, quindi quasi come un prete, insomma, l'oste. Come un fratello anche, un prete, un fratello, un medico, perché sa, mi fa male il fegato, ho abusato, che dico, allora faremo spritz più leggero oggi, non acqua, spritz più leggero, magari un panino de cotto con uova del senape e de creme, e si va avanti così. Qua a Trieste siamo abituati su questi ritmi. Ho capito, la classica bevanda che la dai in bar di solito verso sera? A parte le birre che impera qua, perché qua il retaggio è austro-ungarico, teutonico, quindi le panini di Porzina, di Vienna, con la birra, diciamo che però quando comincia a alzarsi la temperatura è il spritz bianco, domina su tutta Trieste. Ma sei famoso in questo locale che si presenta sempre in Gorgonauti. Mi spiega cosa è il Gorgonauti? Il Gorgonauti ha la caratteristica principale che bevi spritz o bambus da mezzo e con due gorghi lo ha finito. Ah, interessante. Sì, specialmente per le mie finanze. A parte questo, ma un'altra domanda, il gioco tipico nella sua osteria? Ma no, in tutta Trieste, la mora. Addirittura. Con le varianti chi sa giocare la giapponese, quindi lì siamo proprio a livelli... Il giapponese non ho mai sentito parlare. Tutti dicono giochiamo mora giapponese, ma mora giapponese è differente, pochi gli artisti nel giapponese. Ma non sei evitati come giochi? Certamente, infatti noi giochiamo all'aperto. Ah, ok. E bevande come vincita? Ogni giro di vincita a mora una birra del banco. Ah, lo capisco. Interessante. E c'è una legge non scritta che quando si comincia a bere quel giro, tipo te giochi in 4, 2 contro 2, se 3 bambus un spritz, se va avanti sempre 3 bambus spritz. Nessuno può permettersi di variare, cioè tipo una vanacola, una biretta, sempre quelle avanti. Quindi insomma lei dopo anni e anni di vite notturne triestine, ne racconti un aneddoto, insomma qualcosa di inerrabile, insomma, che è successo da quando sei un oste, insomma. Ma bisogna stare qua un mese intero, perché inenarrabile tante cose. Ma qualcosa è più... Guarda, adesso su due piedi non mi viene in mente niente, bisogna essere così, che penso di inenarrabile proprio così. Posso raccontare un aneddoto che ho sentito ultimamente, non vissuto a me, però so il posto perché lo frequentavo. È praticamente in una nota osteria notturna, un noto ubriacone praticamente si è addormentato su una panca del locale e il parò non si è accorto, lo ha chiuso dentro. E alle 4 delle 5 della mattina, sto qua non arriva a venire fuori dai locali, che ha cominciato a telefonare con il cellulare per dire che devo liberare. Ecco, questo è. Ma questo è anche un aneddoto soft, secondo me. Perché lo sentia che è peggio. Quindi potessi scrivere un libro in futuro riguardo la sua vita da oste? Sì, potessi scrivere un libro e sinceramente penso che potessi mettermi in concorrenza con Mauro Corona.
Beh, famoso Mauro Corona. Beh, ma succede spesso delle risse all'interno della sua osteria? No. Qua siamo, perché qua siamo come a Woodstock, pace, amore e tutti vogliono solo che beva, disfarsi e divertirsi. Quindi l'unico modo quando un uomo va in osteria è che rimane di disfarsi, insomma. Sì, perché la gente ormai si satura, paga bollette, stanca della politica, stanca del calcio, stanca di tutto, la gente vuole parlare e vedere solo che due robe, vedere il bicchiere che continua a essere pieno e vedere la figa, la patata. Ma quando la patata gli abita si aumenta le chiamate di bibita al banco. Ma le donne frequentano l'osteria? Sì, alcune sì, e dipende dagli uomini anche. Addirittura? Sì. Beh, è una grande vita insomma. Vabbè, Ma l'ultima domanda, ma la cambieria questo mestiere con un altro, tipo in ufficio? Rispondo con una frase di Tom Cruise nel film Cocktail: è uno sporco mestiere, ma qualcuno deve farlo. Grande, grazie Franco, Prego. arrivederci.